Buongiorno da Rosolina Mare, Born to be Wild 2024, siamo con Stefano Bonfante, segretario di Born to be Wild Rovigo. Cosa ci dobbiamo aspettare questa sera, Stefano? Questa sera aspettatevi uno spettacolo un po' inconsueto per la zona, che è un raduno di moto Harley Davidson e non, ok? Custom per la maggiore, perché siamo nel nostro mondo maggiormente utilizzata l'Harley Davidson, insomma, quindi moto custom. E vedete un'esposizione di 200-300 moto lungo il viale qua dei Pini. Questa è una ricorrenza ormai consolidata a Rosolina, sempre molto apprezzata, e ogni anno poi arrivano non solo naturalmente dal Polesine ma anche dall'estero oppure da qua. Sì, esatto, cioè il nostro è un gruppo internazionale, siamo 12 club in Italia, 18 in Germania, e quindi, diciamo, essendo internazionale comunque arrivano ospiti dalla Germania, dall'Austria e via, e poi tanti gruppi che ci hanno chiamato, insomma amici ci vengono a trovare in questa, insomma, chiaramente sei al mare, siamo in agosto, la cosa più bella è fare un giro in moto e divertirsi, no, qua. Ecco, questo è importante, no, per noi. Allora, Harley Davidson, quanto è importante customizzarla? È una domanda da profano. Ma allora, la customizzazione c'è sempre, perché ognuno ha delle idee e la moto si presta tantissimo a fare questo, capito? Quindi è da sempre, ognuno ha la sua versione delle moto, poi insomma sono moto che hanno anche 30 anni, 40 anni qua, capito? Quindi è un po' così. Poi c'è chi preferisce il modello nuovo, chi preferisce il vecchio, la maggior parte dei biker di una certa età preferiscono i modelli a carburatore, chiaramente. Sono finiti nel 99 e poi non li hanno più fatti. Ma la moto è, come si dice, una filosofia di vita? Eh sì, è una filosofia di vita, diciamo che è il cavallo moderno, se vogliamo. Comunque per noi calca, diciamo, quello che è il club e la passione di stare nel nostro club, insomma,